Senza dubbio spettacolare il fascio di luce Ramses II installato dal Comune di Venezia per il centenario di Porto Marghera non manca di suscitare le polemiche ben al di là dei confini veneziani. Con i suoi 12.000 metri d'altezza l'enorme faro sta suscitando la rivolta, oltre che dei mestrini, anche degli astrofili della Marca. Nel vittoriese Silvano Tocchet, presidente della locale associazione astrofili, ha avviato una petizione che in pochi giorni ha già raccolto 6.000 sottoscrizioni. Al di là dell'inquinamento luminoso, che comunque è un fatto grave, dice Tocchet, quel faro è assolutamente fuori legge, visto che è stato installato in violazione della legge veneta 17 del 2009, che vieta appunto installazioni luminose di questo tipo che non rispettino l'oscurità della notte. Ancor più pesante è la posizione dell'associazione Veneto Stellato, che ha inviato 2 esposti, uno alla Procura di Venezia, l'altro alla Corte dei Conti. Del resto le foto, senza ombra di dubbio spettacolari, scattate dal Grappa come dal Monte Tomba, come dal Lido di Venezia, in serate limpide, lasciano pochi dubbi sull'impatto del faro nel panorama notturno della pianura veneta.